sui Colli Euganei. TGR del Veneto, buonasera e benvenuti. Dunque, l'avete sentito, Giorgio Napolitano è atterrato poco fa all'aeroporto di Venezia da Bolzano, dove era in visita per festeggiare i 40 anni dell'autonomia dell'Alto Adige. È in laguna il Presidente della Repubblica perché domani per lui sarà una giornata molto fitta di appuntamenti, tutti veneziani. In mattinata la visita alla Biennale di Architettura, nel pomeriggio invece una lezione al Teatro Toniolo di Mestre, dove si tiene la seconda edizione del Festival della Politica Voci fuori dal campo, organizzato dalla Fondazione Gianni Pellicani. L'intervento di Napolitano si articolerà sul tema delle nuove mappe della politica in Italia e in Europa, dunque di politica parlerà il Presidente. E proprio dalla politica arrivano già le prime reazioni polemiche alla visita del Capo dello Stato in Alto Adige. Arrivano dal capogruppo regionale del PDL, il bellunese Dario Bonde, e dal sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, che criticano la scelta di Napolitano di appoggiare l'autonomia e i privilegi degli altoatesini a dispetto di altri e in particolare di Belluno. Polemiche a parte, però ci sono anche le richieste di aiuto al Capo dello Stato, sono quelle